Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi l'editore, presidente della Fondazione Tattarella e firma del giornale, Francesco Giubilei, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Francesco? Buongiorno Giovanni, buongiorno. Buongiorno e bentornato su Radio Libertà. Grazie mille. Allora, con te vorrei fare un discorso, come dire, sulla rilevanza politica di questa settimana, perché il governo ha, diciamo, approvato questo decreto sicurezza che a me personalmente pare un colpo di politica vera da un'ottica di centrodestra. Però prima della politica vera non possiamo non fare un cenno alla quella che a me è sembrata la politica politicante, diciamo, cioè il famoso strappo di Vannacci. Ma perché lo dico? Perché ieri partecipavo a un talk dove si diceva, per il momento Vannacci ha solo il simbolo. Mi è sembrato un eccesso di ottimismo, perché ho fatto notare che forse non ha nemmeno il simbolo, perché so che, come dire, voi di Nazione Futura avete avuto da eccepire, e anche a livello proprio formale addirittura, no? Col logo di Vannacci. Ci puoi riepilogare cosa è successo dal tuo punto di vista? Ma parto un po' da lontano e arrivo ai nostri giorni. Nel 2023, quando Vannacci, nel settembre 2023, pubblicò il suo libro Mondo a contrario e partì una campagna stampa da parte della sinistra contro questo generale che aveva scritto un libro con dei contenuti che erano ritenuti dei contenuti non appropriati per un generale e quant'altro. E quando lui non era minimamente sceso in politica, noi con la nostra associazione, che è un'associazione attiva dal 2017, con centinaia di iscritti, 80 circoli territoriali, facciamo eventi quasi tutti i giorni in Italia a livello europeo, e decidemmo, per la difesa di un principio che sta a cuore molto anche a te, che è la libertà di parola e la libertà di espressione, decidemmo di invitare Vannacci a Roma, organizzandogli un evento a cui parteciparono oltre 200 persone, tutti i giornalisti, la stampa, un evento molto partecipato per difendere per l'appunto il principio della libertà di parola e di espressione. Vannacci partecipò, si fece fotografare con il nostro logo di Nazione Futura, con tutti i giornalisti, vendette ai nostri associati le copie del suo libro e lo invitammo, il nostro vicepresidente lo invitò a Torino sempre con Nazione Futura, un evento molto partecipato, e in questi anni lo abbiamo intervistato in varie occasioni per la nostra rivista. Uno dei suoi collaboratori ha anche collaborato nella nostra realtà, e quindi Vannacci sa benissimo che cos'è Nazione Futura. Dopodiché la scorsa settimana esce la notizia che lui ha presentato questo simbolo al suo tempo lo diceva che era un'associazione, un movimento, quello che era, insomma, e lo ha chiamato Futuro Nazionale, quindi l'opposto di Nazione Futura, Futuro Nazionale. E Non Pago ha presentato un logo che è un logo blu con una scritta bianca e un tricolore che è assolutamente sovrapponibile al nostro logo. Dal nostro punto di vista, ma non solo dal nostro punto di vista, l'hanno scritto in questi giorni giornali di sinistra, di destra, in modo molto trasversale, sostanzialmente copiando quello che è il nome e il logo della nostra associazione. Da qui una diffida formale che abbiamo inviato, che gli abbiamo inviato nell'utilizzo del nome e del logo, e poi notizia di ieri che è stata approvata, quindi si trova già sul sito dell'ufficio brevetti dell'Unione Europea. È partita un'opposizione formale che dovrà essere valutata entro 3 mesi da parte dell'ufficio brevetti per l'utilizzo del nome del marchio Futuro Nazionale. Certo, diciamo che insomma non ha fatto un enorme sforzo creativo di storytelling, via, questo ce lo possiamo dire nel partorire il marchio, poi vedremo come andrà ovviamente. Oltre alla vostra legittima perplessità formale, c'è anche, credo, dal mio punto di vista, una perplessità sull'operazione politica, no? Che da un lato, come dire, l'ambizione del generale è fare questa cosa nera in cui forse lui voleva si trasformasse la Lega, conoscendo poco la storia della Lega, dall'altro sembra che poi comunque questa operazione di fatto porti acqua al mulino di una sinistra boccheggiante. Tu come la vedi? La vedo esattamente così. Ci sono una serie di problemi.
Allora, una persona che fino al 1° febbraio, cioè stiamo parlando di 5 giorni fa, andava a rilasciare delle dichiarazioni e delle interviste in cui diceva non fonderò un mio partito, mai fuori dalla Lega, rimango fedele alla Lega, lo dice a Pontida, lo dice in un'intervista diventata virale in cui dice se io uscissi dalla Lega sarei un traditore, e se lo dice da solo, e Salvini farebbe bene a non volermi all'interno del centrodestra, lo ripete in 1000 occasioni, dice l'onore, la parola data, il rispetto e la coerenza. E poi dopo prendi ed esci in questo modo, allora dal mio punto di vista non sei credibile. Ma non sei credibile non perché esci dalla Lega, ognuno può anche essere libero ovviamente in politica di prendere le decisioni che ritiene, però se questa era l'intenzione, non è che puoi ti fai candidare, vieni eletto, prendi la testa del partito, accetti la nomina a vice segretario federale, lo fai peraltro accettando e sapendo quali erano le posizioni, cioè, della Lega nel corso di questi anni. Cioè, sembra che Vannacci una mattina si sia svegliato e abbia deciso che quelle che erano le posizioni della Lega non le andavano più bene, ma nel corso di questo anno sono sempre state quelle le posizioni della Lega, e se quindi tu strappi in questo modo, dopo aver detto non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, dal mio punto di vista non sei credibile. Dopodiché questo strappo è chiaro che lo fa parlando a un mondo che è un mondo antisistema, un mondo di destra, forse un po' scontenta su alcuni temi e quant'altro, e io posso capire che ci sia una parte di elettorato, magari anche noi con onestà intellettuale, in questi 3 anni, se ci sono dei provvedimenti che non ci piacevano, l'abbiamo detto, Certo. che si poteva fare di più su certi argomenti, tutto vero, su certi temi si poteva e si può essere più identitari, benissimo, lo posso anche accettare questo ragionamento, però dal mio punto di vista questo è un ragionamento che va fatto in modo leale all'interno di un'area, che è un'area del centrodestra, che è rappresentata da 4 partiti che hanno delle sfumature tra di loro diverse, si sa qual è la metacampo di gioco e all'interno di questo metacampo di gioco si può dibattere, si può discutere. Se tu ti poni fuori da questa metacampo di gioco, allora tu vai a fare un favore alla sinistra, tanto più in delle elezioni come saranno quelle del 2027, basate su uno schema bipolare in cui su tanti collegi ci potrebbe essere un testa a testa, e se c'è un partitino che prende il 2-3% che va a erodere dei voti alle coalizioni di centrodestra, rischia di far vincere la sinistra. E un'ultima cosa, io sento anche lui dice no, io non mi lascio aperto il dialogo col centrodestra eccetera, però a me ad oggi, poi per carità in politica può succedere tutto, mi sembra francamente abbastanza difficile, cioè, allora, intanto lui se vuol fare l'antisistema, quello contro il governo che è troppo soft eccetera, e poi come può avere quelle linee lì e al tempo stesso dire voglio stare dentro il centrodestra? E poi se tu esci in quel modo da uno dei principali partiti della coalizione, sinceramente io ad oggi la vedo un po' difficile che possa rientrare al centrodestra. Poi per carità può succedere di tutto, ma insomma sarebbe abbastanza incoerente anche poi da parte dello stesso Vannacci voler adesso strizzare l'occhio al centrodestra dopo che esce dicendo che la linea del governo non va bene su quel tema, non va bene su quell'altro tema, non va bene su quell'altro tema. Sì, certo, sarebbe un po' una bizzarria, ma a proposito di bizzarrie, non so se l'hai notato anche tu, ho visto che sarà sicuramente una coincidenza, ma da qualche giorno il generale è preso molto sul serio dai giornaloni, dal mainstream, no? Dai commentatori seri, autorevoli e progressisti. È molto, come dire, stimato fin numericamente, pronti via, gli hanno dato addirittura delle percentuali, insomma, rilevanti. Come te lo spieghi questo improvviso cambio un po' di mood rispetto all'agire di Vannacci che ho riscontrato? Guarda, se io fossi lui, quando inizia ad avere più nemici a destra che a sinistra, ed inizia ad avere più amici o comunque persone che portano acqua al tuo mulino a sinistra che a destra, mi farei evidentemente 2 domande. Cioè, se tutti i principali giornali di area e tutti i principali, lasciate stare i politici,
però i principali opinionisti e figure del mondo culturale, giornalisti di destra, da sempre a destra, come siamo tutti noi, in modo molto coerente in momenti difficili, eccetera, se tutti hanno una posizione, o perlomeno la maggior parte, critica nei confronti di quello che ha fatto, e poi di contro tu hai i principali giornali o reti di sinistra che invece ti danno uno spazio gigantesco, insomma non è molto complesso capire perché. Il perché è molto semplice, cioè il fatto che si cerca di pompare Vannacci in chiave anti-Meloni, in chiave anti-Salvini, e si cerca di pompare Vannacci per far sì che faccia quell'operazione che dicevamo poco fa, cioè impedisca al centrodestra di vincere, perché il rischio concreto qual è? È che in termini percentuali, poi vedremo con che legge elettorale andremo a votare, però in termini percentuali il centrodestra anche alle prossime politiche, secondo me, anche con un'operazione di Vannacci che può poter prendere il 2, il 3, l'1, questo lo vedremo, rimane sopra. Però alla coalizione di centrosinistra, però il problema non è le percentuali, il problema sono i collegi. Cioè, certo, con l'attuale sistema alla Camera, ma soprattutto al Senato, si hanno delle maggioranze che rischiano di essere molto labili. Se il centrodestra non riesce a raggiungere la maggioranza alla Camera o al Senato, io vi dico già lo scenario che c'è, che peraltro lo scrive nero su bianco anche Renzi, cioè non è che stiamo dicendo Renzi, e anche questo dovrebbe fare riflettere. Cioè, lo scenario qual è? È l'impasse. Cioè, lo scenario è che il centrodestra vince, non ha la maggioranza al governo, Mattarella chiama la Meloni per formare il governo, la Meloni giustamente dice ma è con la sinistra, quindi si fanno le varie interlocuzioni, non ci sono i numeri. A quel punto Mattarella cosa fa? Dice chiamo Elly Schlein prova a vedere se riesce a formare un governo di sinistra, in quel caso probabilmente non ci saranno i numeri, e allora cosa succede? Succede la terza strada, che è quella che rischiamo, che è il famoso governo tecnico, ovvero il fatto di ritornare in quella stagione che abbiamo tutti conosciuto, in cui ci sarà un accrocchio, in cui verrà trovato una figura in teoria terza, eccetera, e poi voglio vedere se le posizioni che porterà avanti questo governo saranno delle posizioni sull'immigrazione, sulla sicurezza, sui temi etici e quant'altro, delle posizioni di destra o di sinistra, e quindi Vannacci rischia di essere complice di questa operazione. Sì, certo, diciamo che in un'immagine rischia di essere il Bertinotti di destra, via, no? Per Esatto. semplificare in un'immagine. Noi ci fermiamo solo 30 secondi, ma torniamo subito con Francesco Giubilei. Ci fermiamo 30 secondi, scusate, sì, c'è stato un misunderstanding. A tra pochissimo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci tornati a Parlando Liberamente con Francesco Giubilei, col quale ora, come dire, volterei pagina e andrei a parlare della politica più, come dire, fattiva e autentica. Giustamente tu dicevi prima che quando ci sono stati, come dire, ritardi, lacune, cose insoddisfacenti dal nostro punto di vista nell'azione di governo, lo abbiamo sempre fatto notare. Insomma, dal mio punto di vista ci sarebbero due fronti, no? Su cui questo finale di legislatura bisognerebbe segnare un colpo di reni, no? Da un'ottica veramente di centrodestra. La sicurezza e le tasse. Beh, il decreto sicurezza di ieri secondo me è un colpo di reni di questo tipo, no? Cioè che mette in campo una visione del mondo e di paese, insomma. Volevo sapere cosa ne pensavi tu e quali sono a tuo giudizio eventualmente gli aspetti più rilevanti di questo decreto. Ma io penso che questo decreto sia un decreto necessario, perché fa una stretta su alcuni temi su cui bisognava intervenire
E penso anzitutto al tema del fermo preventivo, cioè il fatto che se ci sono delle persone già attenzionate alle forze dell'ordine, che hanno dei precedenti penali gravi, che si sa che parteciperanno a determinate manifestazioni, è meglio prevenire cercando di bloccarle per un periodo limitato, che sono 12 ore prima dello svolgimento del corteo della manifestazione, impedendo che poi i danni che fanno queste persone siano 1000 volte superiori rispetto all'averle trattenute per 12 ore. Poi il tema della polizia, cioè il fatto che, diciamo la verità, oggi i poliziotti non solo non hanno tutele, ma hanno anche paura molto spesso nel poter svolgere il proprio lavoro. Facciamo degli esempi concreti. Episodio ormai diventato noto del poliziotto che viene accerchiato, viene preso a calci, viene preso a martellate dai soliti violenti. Se quel poliziotto avesse tirato fuori la pistola, e lo dico in modo chiaro, dal mio punto di vista aveva tutto il diritto di tirar fuori la pistola. Assolutamente, stracondivido. Perfetto, e avesse sparato, quel poliziotto rischiava di trovarsi indagato come il suo collega a Milano, che la settimana prima aveva sparato per legittima difesa a un nordafricano spacciatore con precedenti penali, clandestino, che gli aveva puntato contro la pistola. Lui spara e viene indagato per omicidio volontario, cioè come se lui avesse avuto volontario, la volontà di uccidere questa persona e non fosse legittima difesa. Allora è chiaro che bisogna intervenire per cercare di dare maggiori tutele alla polizia. E da questo punto di vista il decreto sicurezza interviene anche in tal senso. Poi c'è il tema dei coltelli, anche il tema dei coltelli e come viene la stretta sui minorenni. Questo è chiaro che è molto difficile poi concretamente riuscire a impedirlo, però se non altro si mette una legge che vieta la vendita di coltelli ai minorenni, e sono quindi tutta una serie di interventi importanti. Poi c'è però un altro punto, che questo prescinde dal governo, che è dirimente se vogliamo risolvere il problema della sicurezza, e riguarda chiaramente l'attività dei giudici o dei magistrati. Cioè adesso si dice ogni volta, ce l'ha capitato anche a te Giovanni, ogni volta che tocchiamo questo argomento si dice volete fare campagna referendaria per il referendum. In realtà no, semplicemente se tu hai dei magistrati che, cioè, l'iter secondo me è questo, l'iter è che la polizia, rischiando anche la vita e a fronte di grandi sacrifici, arresta i delinquenti. Il governo, come stiamo vedendo, interviene sulle leggi per mettere giustamente delle leggi che siano più stringenti. I magistrati liberano i delinquenti che sono stati arrestati dalla polizia e la sinistra li difende. Questo è l'iter che accade quotidianamente in Italia. Allora è chiaro che se non c'è uno sforzo da parte di tutti gli enti dello Stato a cercare di risolvere questo problema della sicurezza, e quindi anche avere una magistratura che fa il proprio lavoro in modo corretto, non tutti ma alcuni magistrati, certo che se tu vedi che quelli che hanno assalito il poliziotto dopo 2 giorni sono a piede libero, allora è chiaro che si possono fare tutte le strette del mondo. Se però c'è una interpretazione da parte di alcuni magistrati della legge con queste modalità, diventa poi anche abbastanza difficile riuscire a risolvere il problema. Però penso che come stia operando il governo sia la direzione giusta da portare avanti. Indubbiamente, in questo caso indubbiamente. Volevo chiederti a proposito di immaturità politica della sinistra, perché in effetti uno potrebbe criticare questo decreto sicurezza nel merito, dire noi abbiamo una ricetta alternativa per affrontare il tema, ma che magari a me e a te non piacerebbe, basata molto sul, che so, un lavoro sociale, non lo so, ma insomma una ricetta alternativa. La reazione media oggi della sinistra italiana è deriva autoritaria, svolta illiberale, il sempiterno, sempreverde ritorno del fascismo. Cioè, come si spiega questa isteria in cui insomma sembrano intrappolati obiettivamente? Che questa è una cosa abbastanza ridicola. Allora, quando ci sono dei problemi legati alla sicurezza, alle manifestazioni che sfociano nella violenza, i casi di rapine che vediamo in varie parti d'Italia, l'opposizione che cosa dice? Dice
il governo Meloni non fa abbastanza, cioè dice sostanzialmente che una delle promesse che il governo aveva fatto, che la destra aveva fatto, era quella della sicurezza, e poi però nei fatti non sta facendo abbastanza, e questo lo dicono quando succedono dei fatti di cronaca. Poi quando il governo, come in questo caso, vara il decreto sicurezza e quindi fa un'azione legislativa concreta proprio per cercare di intervenire sul tema della sicurezza, la risposta qual è? È la deriva sicuritaria. Vogliono riportare il fascismo, vogliono comprimere le libertà, che è la stessa cosa che è accaduta nella manifestazione di Scatasuna, cioè la manifestazione a Scatasuna. Adesso ad oggi posteriori dicono: ma perché non è stata vietata quella manifestazione? Si poteva vietare se si sapeva che c'erano degli scontri. Ma tu ti rendi conto, Giovanni, se avessero vietato quella manifestazione che cosa sarebbe successo? Cioè, tu te le immagini i titoli dei giornali, andavamo in TV, che cosa sarebbe successo? Il governo vuole vietare le libertà, compressione delle libertà, eccetera. E quindi mi sembra che qualsiasi cosa si faccia non vada evidentemente bene, e che su questo tema l'opposizione non abbia argomenti, anche perché loro sono gli stessi che per anni ci hanno detto, ogni volta che sollevavamo il problema della sicurezza, che era un problema di percezione, cioè ti ricordi? Quindi c'è un problema di questo, no, è un problema di percezione. Tu da questo punto di vista non sei credibile a parlare su questo argomento. Che poi si possa fare di più, bisogna intervenire, ma questo siamo tutti d'accordo e mi pare che lo si stia facendo. Certo, tra l'altro hai ragione a citare il sabato di follia di Askatasuna, perché è proprio paradigmatico, no, di tutte le storture di cui ti stiamo parlando. Anche lì si sono viste reazioni grottesche, coperture intellettuali, secondo me svarioni politici della sinistra. Ti cito solo quello secondo me veramente più paradigmatico, perché è indice del clima. Un onorevole di AVS, Marco Grimaldi, che era la, tra virgolette, manifestazione di sabato, anche, come dire, a fattacci avvenuti, quando ormai l'immagine del poliziotto preso a martellate aveva già fatto il giro d'Italia e del mondo, l'onorevole Grimaldi ha detto: certo che se non avessero sgomberato Askatasuna non avremmo visto quelle immagini. Cioè, adesso io però, visto che in italiano me la cavo, mi sembra di capire che quindi bisognava lasciare quei signori nell'illegalità, perché se uno ha la bizzarra idea che la legge valga anche per loro, questi si incazzano e mettono a ferro e fuoco la quarta città d'Italia. Come dire, ci stanno dicendo veramente questo? No, ci stanno dicendo da giorni che in sostanza quello che è accaduto è colpa del governo, che non ha fatto la stretta, è colpa di Piantedosi del Ministero dell'Interno che non ha, perché per l'appunto è sgomberato Scatasuna, è colpa della polizia perché non ha impedito che ci fossero quegli scontri, cioè quindi sostanzialmente è colpa di tutti tranne dei violenti che hanno preso a martellate i poliziotti, che hanno messo a ferro a fuoco la città. E ti segnala anche che nonostante quello che è accaduto molti non sono riusciti neanche a condannarlo con un silenzio complice. Cioè, penso su tutti a Zero Calcare. Tu pensa a Zero Calcare, che ha addirittura fatto il manifesto di quella manifestazione, e dopo che è accaduto quello che è accaduto non ha speso una parola neanche di solidarietà o di condanna rispetto a quanto è successo. E per quel che riguarda Grimaldi, gli altri consiglieri comunali e regionali di AVS, l'ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Torino che hanno partecipato a quella manifestazione, io credo che abbiano una complicità morale rispetto a quanto è accaduto, nel senso che se tu vai in piazza in una manifestazione che già dalle premesse è una manifestazione che viene indetta con l'obiettivo di difendere un centro sociale, che era un centro sociale occupato, che è stato sgomberato perché al suo interno c'erano dei violenti che hanno peraltro poi assaltato la sede di un quotidiano che non mi sembra neanche essere Libero il giornale, per intendersi, certo. Figuriamoci, e viene sgomberato per questo motivo, e tu scendi in piazza a sostegno di queste persone, già dalle premesse sai che sarebbe finita così, anche perché lo scrivevano nero su bianco, cioè, bastava aprire le pagine social dei collettivi eccetera e scrivevano nero su bianco quanto sarebbe accaduto, per cui se tu sei un politico in ruolo istituzionale non vai in quella piazza, perché se poi succede quello che è successo hai una complicità morale.
Certo, sì, indubbiamente. Tra l'altro ci fu, questo lo ha detto Piantedosi in aula, no? Ci fu una sorta di riunione preparatoria dell'evento all'Università di Torino, con Askatasuna, l'antagonismo Pro-Pal, l'antagonismo No-TAV, dove si parlò di resa dei conti contro lo Stato. Ora, molti si sono scandalizzati ieri delle parole di Nordio, che ha evocato gli anni di piombo, addirittura le Brigate Rosse. Però è ovvio che le cose non tornano mai uguali nella storia. Però a me la parola d'ordine resa dei conti contro lo Stato democratico, insomma, fa caponare la pelle. Cosa ne pensi? Assolutamente sì, ma i toni sono quelli, cioè i toni che utilizzano sono costantemente dei toni di resa dei conti, del fatto del dover attaccare nello Stato, cioè qua non è tanto, intendiamoci anche da questo punto di vista, cioè, si può sembrare una differenza lessicale, ma in realtà è una differenza proprio importante di mentalità. Non stiamo parlando del governo, stiamo parlando dello Stato, cioè che è una cosa ben Certo. diversa. Cioè qui c'è proprio una volontà da parte di questi gruppi di non rispettare quelle che sono delle regole democratiche, non rispettare quello che è un ordinamento del nostro sistema, del nostro Stato, non rispettare quelli che sono i rappresentanti dello Stato, tra cui le forze dell'ordine. E questo vuol dire sostanzialmente avere alla base della propria piattaforma politica, culturale, sociale da parte di questi collettivi, eccetera, una visione che è una visione a tutti gli effetti sovversiva. Certo, e a proposito di questa visione, volevo fare una domanda anche all'intellettuale in questo caso, no? Ogni volta, il caso di sabato è stato proprio clamoroso e fuori scala, no? Però c'è spesso un eterno ritorno di questi fenomeni sovversivi che peraltro saldano il vecchio antagonismo, diciamo, estremista a certi mondi appunto pro-Pal, il famoso islamo-goscismo, no? Quindi insomma è un fenomeno ricorrente. Però ogni volta che ci sono questi fenomeni e questi attacchi alle forze dell'ordine, a me sembra sempre che siamo intrappolati in quella, per me, superba fotografia scattata all'epoca da Pierpaolo Pasolini, che in estrema sintesi opponeva i figli di papà che come passatempo lanciavano pietre ai poliziotti e gli uomini in divisa, proletari allora si diceva, no? Che per poche lire si prendevano le pietre in prima linea. Ora, secondo me siamo ancora lì, visto che c'è stato anche un lungo dibattito, siamo anche un po' stucchevole sull'eredità culturale di Pasolini vista da destra, però quella è una, come dite, è una grande immagine anche da riprendere culturalmente. Cosa ne pensi? Certo, lo è, tant'è che c'è una parte di sinistra, che è una sinistra, se vogliamo, più di buon senso, che ha preso le distanze senza se, senza ma da quanto è accaduto e da quella manifestazione. Invece c'è un'altra parte di sinistra che strizza l'occhio e gioca a cercare il consenso di questi mondi da un punto di vista elettorale, che peraltro io non so neanche quanto poi paghi, perché gran parte di questi mondi, degli antagonisti e collettivi, eccetera, spesso non vanno a votare o comunque non votano per forze politiche che ritengono essere compromesse col sistema e quant'altro. Quindi anche da un punto di vista elettorale io non so francamente quanto paghi, però la visione di Pasolini era una visione corretta. Cioè, a me sembra che qui bisogna decidere da che parte stare, cioè bisogna decidere se stare dalla parte del rispetto delle regole democratiche, dalla parte del rispetto di valori di non violenza, oppure se bisogna stare dalla parte di chi occupa, di chi fa quelle manifestazioni, eccetera, ed è chiaro che c'è una parte della sinistra che decide di assumere questa linea. Tra l'altro, se vuoi, la differenza rispetto soprattutto agli sviluppi di quella stagione di allora, no? È che a un certo punto un partito che non sarebbe mai stato il mio partito in nessun mondo possibile, cioè il Partito Comunista Italiano, a un certo punto mette un'agine palese, però non solo nel dibattito, ma anche in strada. C'era il servizio d'ordine del PC che, come dire, teneva lontane le derive più antagoniste del movimento. E mi sembra molto più lucido il PC degli anni 70, no? Rispetto alla sinistra, al PD attuale di Elli, che non solo non mi sembra metta un'agina, mi sembra a volte vada a rimorchio, no, di questa agenda, diciamo. Sì, assolutamente sì, questo in realtà a posteriori lo vediamo anche su tanti altri temi in cui il Partito Comunista alla fine aveva un posizionamento, penso al tema dei lavoratori, e quindi Certo. aveva realmente poi a cuore
le esigenze dei ceti sociali più deboli, dei lavoratori, eccetera, cosa che l'attuale sinistra ha tutt'altro che a cuore questi argomenti, e parla molto più di altri temi, e questa complicità secondo me non fa neanche bene poi da un punto di vista se vogliamo elettorale a loro, perché chiaramente c'è tutta una parte di italiani, che magari è una parte anche più moderata se vogliamo, che vedere queste complicità giudica negativamente il fatto che un eventuale prossimo governo possa essere poi retto da chi ha complicità con questi mondi. Non c'è, è la cosiddetta maggioranza silenziosa, no? Esattamente. È sempre più respinta da questa forma che ha assunto la sinistra, insomma, contemporanea, ecco. Scusami. Sì, no, esattamente così. Cioè, noi abbiamo una sovrarappresentazione anche da un punto di vista mediatico, giornalistico, di aree, di mondi che nella realtà del paese sono una minoranza della minoranza della minoranza, lo 0, cioè che invece hanno una sovrarappresentazione, perché poi è chiaro che quando tu hai dei violenti o chi agisce con prevaricazione, poi ottiene anche più, se vogliamo, visibilità di chi si alza la mattina per andare a lavorare, rispetta le regole, paga le tasse, fa il proprio lavoro, e chiaramente quello fa meno discutere, però sono proprio queste categorie che si trovano a subire i soprusi di questi eventi, perché basta parlare con un qualsiasi commerciante di Torino che quel giorno andava a lavorare, a fare il proprio lavoro, e ti raccontava come un sabato pomeriggio non ha praticamente potuto lavorare proprio perché la città era completamente ostaggio di questa gente. Certo, assolutamente. Vorrei tornare un secondo su l'impressione che sottolineavi tu prima, da cui veramente a volte è difficile sfuggire, per cui ci sia un doppio pesismo da parte di uomini della magistratura, nel senso che prendiamo le due fotografie, no? I 3 arrestati per vari motivi, uno di questi 3 era anche nel gruppo dei galantuomini che si accaniva sul poliziotto, ma comunque i 3 arrestati nell'ambito dei fatti di sabato, rispetto alla procura che chiedeva fossero mantenuti in carcere, appena hanno incontrato un altro magistrato, cioè la GIP in questo caso, ha subito, come dire, abbassato la temperatura, gli ha dato una sorta di buffetto, e sono 2 a spasso e uno nel suo salotto. C'è poi invece la scena dell'agente di Rogoredo che, come dicevi tu, obiettivamente spara per difendersi. La dinamica ormai è nota a tutti ed è come dire, direi oggettiva, che è indagato non per eccesso di legittima difesa, ma addirittura per omicidio volontario. Secondo te come si spiega il fatto che a volte alcuni uomini di Stato, come sono a tutti gli effetti magistrati, e molti sono anche lodevolissimi uomini di Stato, a volte sembrano accanirsi sugli altri uomini di Stato che sono proprio quelli in prima linea poi? No, questa è una contraddizione che esiste, e che si fa sì a dire che in realtà non ci possa essere una generalizzazione quando noi poi parliamo delle attività anche dei magistrati e della magistratura. Cioè, storicamente ci sono molti magistrati che svolgono correttamente il proprio lavoro, e quindi non si può generalizzare, e questo è anche poi quel che riguarda il tema del referendum. Cioè, sul tema del referendum non è un referendum contro la magistratura in sé, è un referendum che vuole cercare di far sì che quei magistrati che svolgono correttamente il proprio lavoro lo possano fare con delle condizioni che sono delle condizioni migliori rispetto a quelle attuali, in cui ci sono evidentemente una serie di storture all'interno del sistema della magistratura, e questo è un elemento che secondo me va tenuto molto in considerazione quando parliamo di questo argomento. Sì, certo, indubbiamente, anche perché alla fine, come dire, poi il precipitato fisico del fatto che a volte c'è un eccesso di ideologia nella corporazione delle toghe è il sistema delle correnti, no? Se la riforma sbaracca il sistema delle correnti, mi sembra già un buon motivo per votare sì, insomma. Esattamente, c'è il sistema delle correnti che è una delle principali.
e poi dopo c'è un altro argomento che riguarda la divisione del CSM, che è un altro argomento fondamentale all'interno della riforma, e soprattutto questa è una riforma che vuole anche, se vogliamo, dare un segnale che come ci sono delle riforme in qualsiasi altro settore, non si capisce perché ogni volta che si prova a mettere mano al tema della giustizia si parla sostanzialmente di lesa maestà. Cioè è come se si possa riformare qualsiasi settore, però quando si prova a riformare il tema della giustizia sostanzialmente sembra essere una lesa maestà per cui non si può intervenire sul tema della giustizia, e non si capisce per quale motivo non si possa intervenire da questo punto di vista. Certo, è sempre comunque deriva autoritaria, questa è una certezza. Esattamente. Francesco, io ti ringrazio molto di essere stato con noi. Grazie mille Giovanni e complimenti sempre per tutto. A te, a presto. A presto.